Ciao imbruttiti, oggi il secondo appuntamento di Mi So Mona alla scoperta delle bellezze del Veneto. Le ville venete non erano altro che le residenze di campagna delle famiglie patrizie della Repubblica di Venezia tra il XIV e il XV secolo. Ce ne sono più di 5.000 in tutto il Veneto e ben 16 sono patrimonio dell'UNESCO. Oggi tentiamo in una sola giornata di toccare tutte e 7 le province, mostrandovi le 7 ville che per noi sono le principali. Iniziamo proprio da Stra, in provincia di Venezia, dove c'è la regina di tutte le ville. La villa si chiama Villa Pisani, detta anche nazionale, una villa costruita nel 1700 per la famiglia veneziana patrizia dei Pisani. Andiamo a vedere dentro com'è. Siamo a Vedelago, andiamo in località Fanzolo e questa è la villa che abbiamo scelto per la provincia di Treviso. Siamo a Villa Emo, costruita nel 1500 per la famiglia veneziana Emo. Uno degli esempi più lampanti di ville venete, è patrimonio mondiale dell'umanità, protetta dall'UNESCO, è stata progettata dall'architetto Andrea Palladio. Siamo arrivati a Pedavena, che è nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che sono patrimonio mondiale dell'UNESCO, e questa è la villa che abbiamo scelto per la provincia di Belluno. Siamo a Villa Pasole Berton, una villa del XVII secolo, era la sede dell'Accademia degli Erranti e immersa in mezzo alle montagne c'è un paesaggio fantastico. Siamo arrivati a Grezzana, questa è sicuramente una delle più grandi di tutta la regione. Questo territorio è pieno di ville stupende, soprattutto anche nella zona del lago di Garda, ma abbiamo scelto questa per la provincia di Verona. Questa è Villa Arvedi, è di sicuro una delle più suggestive in assoluto, ha un parco pazzesco, è in stile barocco ed è circondata da una distesa immensa di ulivi secolari. Guardate qua! Siamo arrivati in Polesine, esattamente a Fratta Polesine. Qua vicino c'è anche Villa Morosini, che era l'ex residenza estiva del Doge di Venezia, ma noi per la provincia di Rovigo abbiamo scelto questa. Questa è Villa Badoer, è la prima villa in cui Andrea Palladio utilizzò il pronao, che è questo tempio greco-romano, vedete le colonne. Anche questa è patrimonio mondiale dell'UNESCO, guardate qua. Siamo arrivati alla penultima tappa del nostro giro, siamo a Vicenza, città piena di ville palladiane, ma vi mostriamo forse quella più famosa, guardate qua. Questa è Villa Almerico Capra, detta anche La Rotonda, forse la villa più rappresentativa e famosa di Andrea Palladio, è diventata dal 1994 patrimonio mondiale dell'UNESCO. È famosa per avere tutti e 4 i lati uguali perché è stata costruita per essere esattamente corrispondente a se stessa, ma anche per l'utilizzo per la prima volta in un edificio della cupola. Guardate qua. Siamo arrivati all'ultima tappa del nostro mini tour sulle ville venete. Vi ricordiamo che ce ne sono più di 5.000, quelle visitabili le potete trovare sul sito internet Istituto Regionale Ville Venete, irvv.net. Siamo arrivati a Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova, città natale di Andrea Mantegna. Nella piazza centrale davanti alla villa, dove si sono esibiti Elton John, i Queen e tanti altri nomi, vi mostriamo una delle ville più imponenti in assoluto. Questa è Villa Contarini Camerini, hanno iniziato a costruirla nel 1500, è in stile barocco, progettata dall'architetto Andrea Palladio, a 6.000 metri, 40 ettari di parco della villa, è una cosa maestosissima. Questo è ciò da cui veniamo, questa è parte di ciò che siamo. Benvenuti in Veneto.